Buongiorno a tutti. Ho appena incontrato, peraltro forse ci raggiungeranno. Entrano in 4, vabbè. Adesso ci raggiungono, poi li salutiamo. Intanto grazie per essere qui. Un saluto a tutti voi e un saluto anche a tutti coloro che sono in collegamento. Darei inizio, ovviamente oggi vedete che abbiamo due ospiti alla conferenza stampa, che sono la dottoressa Francesca Russo, che è direttore del servizio prevenzione della Regione del Veneto, è colei che ha fatto il piano dei tamponi, per capirci, e quindi tutto il piano di sanità pubblica, la strategia, e poi ovviamente l'assessore De Berti, perché a grande richiesta ci è stato chiesto poi di poter avere anche un confronto sulla sanità. L'assessore Bottacin e l'assessore Lanzarin, che sono sempre qui con me tutti i giorni. Allora, totale tamponi sono 560.868, sono stati fatti 12.025 tamponi in più rispetto a ieri. Ovviamente quando si dice sono stati fatti, mi rendo conto che a volte si genera confusione. Prego, accomodatevi, entrate. Prego, accomodatevi. Dicevo, quando si dice sono stati fatti 12.000 tamponi, non vuol dire che sono stati processati, cioè analizzati, refertati 12.000 tamponi, vuol dire che gli operatori hanno fatto 12.000 tamponi sul territorio, che vengono inviati ai laboratori, che poi avranno la processazione. Il numero dei positivi è 19.059, sono in 21 in più rispetto a ieri. Beh, l'avete titolato voi. E sono 21 in più rispetto a ieri ed è esattamente in linea con quello che abbiamo sempre detto. Se pensate che, se volessimo anche per assurdo pensare che sono 12.000 tamponi, 21 vuol dire che cos'è? Il 2 per 1000? Meno del 2 per 1000, che sono 12.000 giustamente, meno del 2 per 1000 del contagio. Questo va anche a giustificare l'operazione che ha validato il dottor Rigoli dell'analisi in pool delle provette, perché avendo una incidenza così bassa di positivi è inevitabile che si possano fare le analisi in pool. E poi abbiamo gli isolamenti, sono 3.132, altre 78 persone uscite dall'isolamento. I ricoverati sono 541, meno 25. Se fate caso, i ricoverati adesso stanno scendendo meno lentamente. E perché? Perché comunque stiamo andando verso il nocciolo duro, che anche di ricoverati che sono problematici, e quindi la parte, quella più veloce del ricovero, della dimissione, se ne sta andando, e restano magari i casi più complicati che avranno un periodo magari di cure più prolungato. Le terapie intensive, questo è un bel dato, sono 40. 12 in meno, delle quali 12 positivi e 28 negativi, quindi noi in teoria dovremmo dichiarare 12 persone Covid in terapia intensiva, quindi 40 sono meno 12 rispetto a ieri. Quante sono? No, meno 7, 6, 7. E i dimessi sono 3.254, sono 25 dimessi in più. I morti sono 1.342 più 5, ma in totale sono 1.854. I nati sono 82. Vi do anche un dato che abbiamo fatto raccogliere, lo sportello Inoltre. Voi sapete che da anni stiamo gestendo questo sportello, che è nato per i suicidi in virtù della crisi del 2008, che poi noi l'abbiamo aperto forse nel 2012 lo sportello, quindi ha 8 anni, e vi dico solo che l'abbiamo rinforzato per il coronavirus, e il totale ad oggi sono 3.950 chiamate e 1.617 colloqui psicologici, quindi prese in carico 1.617 persone, quantomeno con un primo colloquio psicologico, tutto gratuito. Ricordo a chi mi sta ascoltando che lo sportello Inoltre è uno sportello dei servizi psicologici e quindi di assistenza psicologica
erogato dalla Sanità del Veneto, gratuito, quindi se qualcuno vive qualche difficoltà in un momento come questo è possibile, una telefonata in oltre si chiama, quindi lo si trova, magari domani portiamo anche il numero, Federico si ricorderà e via. Voglio solo dirvi oggi dei bimbi, vi do solo un dato che mi fa piacere, vi ho detto prima, questi 8 fratellini mi hanno scritto e sono Esther di 8 anni, Giovanni di 9, Davide di 7, Mattia di 5, Marta di 4, Noemi di 2, Diletta di 1 e Michele di 2 mesi, sono 8 fratellini, da Venezia centro storico, e ci hanno mandato il disegno di gruppo che hanno fatto e li volevo ricordare e li volevo salutare, che sono i fratellini Sartore, quindi salutiamo tutti 8 e pubblicheremo il loro lavoro all'apertura a questo punto della mostra, visto 8 fratellini, è una roba che è unica. Allora saluto, tra i presenti saluto ovviamente le operatrici e gli operatori dei servizi mense scolastiche che giustamente questa mattina sono venuti a sollevare un problema che è quello di una categoria che spesso magari nel sistema di ricordare, no, nell'ottica del ragionamento delle realtà in difficoltà, magari ci si dimentica sempre di qualche categoria, quindi un saluto a loro che giustamente vivono un momento di difficoltà, essendo chiuse le scuole, le messe non producono pasti e quindi gli operatori non lavorano. Sono in un momento di difficoltà di cassa integrazione che spesso in alcuni casi, mi dicevano le rappresentanze sindacali che ho incontrato questa mattina assieme ai lavoratori, non anticipano le aziende e quindi sono ancora in attesa della partita della cassa integrazione, e però giustamente da buoni lavoratori mi dicono noi vogliamo sapere e avere tranquillità del fatto che possiamo tornare a lavorare. Penso che questo dia, come si può dire, dia assolutamente spessore a questa protesta. Noi stiamo lavorando perché le scuole si aprano, non avete di fronte chi pensa che le scuole debbano restare chiuse. Prova ne sia che anche quando abbiamo discusso di elezioni abbiamo sempre detto facciamole in estate per evitare oltretutto che si aprano e si chiudano le scuole e ci sia sempre sto stop and go che sicuramente non è igienico. Guardate, grazie. E volevo a questo punto lasciare la parola alla dottoressa Russo. Siccome molti mi avete chiesto ma è finita, non è finita, i positivi, non positivi, lei in 5 minuti vi dà 2 spiegazioni anche rispetto al lavoro che si sta facendo e dopodiché sono a disposizione io per le domande. Prima le facciamo alla dottoressa Russo e poi a me. E la dottoressa Russo è colei che materialmente ha fatto il piano di sanità pubblica, quindi alla volta di gennaio, quando il governo, o meglio il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore della Sanità scrisse guardate che c'è il rischio che arrivi, e noi ci siamo preparati, quindi siamo andati a comprare l'ombrello perché arrivava pioggia, gli stivali, e come si fa sempre, no? E quindi la dottoressa Russo è colei che ha definito il piano di sanità pubblica come direttore della prevenzione, i tamponi, a chi si fanno i tamponi e tutte le cose che conoscete, tanto è vero che quel 21 febbraio sera con i primi 2 contagiati lei ci ha messo nelle condizioni di partire subito, ad esempio con la partita dei tamponi. Ricordo che al quarto giorno avevamo fatto 6.000 tamponi dopo vo'. Dopo lei riconosce sempre che io ho voluto fare i tamponi contro legge, ma dice ha fatto bene. Boh, eccolo qua, prego. Lascio qua. Grazie. Si tolga pure anche la mascherina, la metto su io. Sì, grazie. Mattia è centrato. Qua? Il microfono. Ok, va bene. Si faccia sotto con la sedia, dottoressa. Ok, mi vedete? Sommersa. Buongiorno a tutti. Allora, ringrazio il Presidente per l'opportunità che mi ha dato di spiegarvi un attimo, diciamo, come vanno interpretati i dati, perché questo credo che sia molto importante e questo è effettivamente il mio mestiere. Allora, i dati che noi comunichiamo tutti i giorni e che comunichiamo anche 2 volte al giorno hanno un significato molto importante che ci permette di valutare il trend, di valutare un trend che comunque è giornaliero. Quindi va interpretato come un dato legato a quel giorno e poi noi come operatori di sanità pubblica abbiamo il compito di valutarlo nel tempo. Questo lo dico perché abbiamo un monitoraggio regionale e nazionale
che è molto specifico sull'andamento dell'epidemia ed è legato a degli indicatori che sono appunto indicatori di risultato. Questi indicatori di risultato, io qui ho la tabellina, sono il numero di casi riportati negli ultimi 14 giorni. Quindi noi li mandiamo al Ministero ogni settimana, però la valutazione viene fatta sui dati, sul trend, sul numero di casi degli ultimi 14 giorni. Questo è il primo indicatore che ci dà la possibilità di capire se siamo in una situazione stabile rispetto ai 14 giorni precedenti, se siamo in aumento o se siamo in decremento. Altro indicatore di risultato è il cosiddetto R con T. Avete sempre sentito parlare probabilmente dell'R con 0. L'R con 0 è un indice che stabilisce quanto una malattia può essere contagiosa. Invece in questo caso, dove abbiamo una malattia che già è circolata nella popolazione, il tasso di contagiosità si chiama R con T. E secondo le indicazioni del Ministero e le indicazioni naturalmente internazionali, questo R con T, per collocare una regione in una fascia di bassa contagiosità, si deve mantenere al di sotto di 1. Quindi, in base ai nostri dati, cioè al numero di casi che noi trasmettiamo al Ministero, all'Istituto e alla Protezione Civile, automaticamente il Ministero ci calcola questo R con T, cioè la contagiosità presente nella nostra regione, e ci dice se è superiore a 1, se è pari a 1, se è sotto 1. Per gli ultimi dati noi siamo a 0,41. E questo è uno degli indicatori principali che fa sì che allo stato attuale la nostra regione sia definita con una contagiosità bassa. Poi abbiamo un altro indicatore che è quello del trend settimanale, che si include anche quello che ho detto prima, che è quello dei 14 giorni. Quindi rimane che noi settimanalmente siamo valutati, però questo sta all'interno della valutazione dei 14 giorni. E poi abbiamo un altro indicatore che io ritengo molto importante, che è il numero di focolai. Cosa vuol dire? Vuol dire che è importante sì calcolare il numero dei singoli casi, ma nella valutazione dei casi, oltre alla numerosità, bisogna contare quelli che sono correlati fra di loro. Quindi più è alta la contagiosità, il famoso R con T, maggiori e più grandi sono i focolai, che sono quelli che noi dobbiamo tenere sotto controllo. Quindi il Ministero vuole sapere settimanalmente quanti focolai ha la Regione. Questo è legato a questo R con T e sta a misurare due cose: la contagiosità, la capacità della Regione di prendere in carico i focolai, e poi la localizzazione geografica dei focolai stessi, perché l'aumento dei focolai da una settimana all'altra, superate le 2 settimane, questi 14 giorni famosi, in alcuni casi secondo una valutazione mensile, potrebbe portare la regione o una parte della regione dalla fase 2 alla fase 1. Quindi questo è estremamente importante e indica appunto come siamo messi a livello dell'intero territorio, ma anche a livello di ogni singola azienda ULSS. Infatti stiamo implementando un cruscotto di valutazione dove i colleghi delle aziende ULSS mettono dentro i dati, individuano i focolai e faremo in modo di avere proprio periodicamente, ma speriamo anche giornalmente, la possibilità di valutare che ogni azienda ULSS controlli l'andamento di tutti questi parametri che vi ho illustrato, quindi dati settimanali, dati di ogni 14 giorni, l'R con T, il numero dei focolai, perché sia ulteriormente responsabilizzata rispetto al controllo del proprio territorio. Abbiamo poi anche degli indicatori di performance o perlomeno di capacità della risposta della sanità nel controllo dell'epidemia, e sono il numero di operatori della sanità pubblica, intendo del servizio igiene e sanità pubblica, dei dipartimenti di prevenzione che fanno il contact tracing, cioè che fanno l'indagine epidemiologica, che è la misura principale che permette l'interruzione della circolazione del virus.
Poi abbiamo i ricoveri ospedalieri, sia in area non critica sia in terapia intensiva. Indicatori estremamente importanti perché sono direttamente correlati alla gravità della malattia, perché noi potremmo anche avere un certo numero di focolai che magari non diminuisce, l'importante è che non aumenti, ma dei casi che sono paucisintomatici, quindi con pochi sintomi, o asintomatici, quindi anche questo è molto importante. Quindi questo insieme di pacchetti, poi ci sono altri indicatori ma non scendo nel dettaglio, questo pacchetto di indicatori è un pacchetto di indicatori che ci fa capire che il valore di un dato espresso, rappresentato in un momento della giornata o di 2 giornate o di 3 giornate lascia il tempo che trova, va valutato, ma va valutato nell'insieme di quegli indicatori che ci permettono veramente di valutare l'andamento epidemico di una malattia. Questa è la cosa che ci tenevo insomma a far sì che poi ogni 0, 1, più 2, più 3 non diventi una notizia, ma è un dato inserito in un andamento. Poi il Presidente ha spesso accennato al piano tamponi. Allora, volevo fare se posso 2 minuti di specificazione, di descrizione di quello che è il nostro lavoro sui tamponi. È chiaro che dalla sera del 21 febbraio, quando il Presidente ha deciso di estendere l'esecuzione del tampone a tutta la popolazione di Vo, e questo non stava nelle linee guida ministeriali, il servizio di igiene pubblica di Padova si è attivato subito a trovare con il sindaco i posti dove la popolazione potesse afferire per l'effettuazione dei tamponi. Si sono subito attivati, nel giro di pochi giorni hanno fatto tantissimi tamponi. Da allora abbiamo cominciato a strutturare un piano di esecuzione di tamponi che fosse legata sia all'individuazione dei nuovi casi, principalmente perché quello era il primo movens, la come si può dire, attestazione di guarigione degli stessi con l'esecuzione di 2 tamponi alla fine del periodo di quarantena e alla dimissione ospedaliera per garantire che la persona non avesse più il virus, e quindi questo viene fatto automaticamente, ma abbiamo anche strutturato una messa a sistema del controllo di quelli che sono le categorie, i target per noi più importanti, gli operatori sanitari, dove abbiamo distinto gli operatori sanitari dei reparti a rischio, intendo il pronto soccorso piuttosto che la terapia intensiva, e poi anche le USCA, quelli che maggiormente hanno contatto con i soggetti positivi, e poi di tutti gli altri operatori, ma anche degli amministrativi del sistema sanitario regionale. Abbiamo incluso anche i farmacisti, quindi un piano mirato, ragionato di esecuzione di tamponi per tutti gli operatori che potrebbero essere esposti, al contagio. Abbiamo poi inserito altre categorie che sono quelli dell'RSA. Allora, nell'ambito dell'RSA abbiamo un piano strutturato per l'esecuzione dei tamponi sia per gli operatori sanitari che per gli ospiti. C'è un piano che prevede, ma tutto questo viene fatto giornalmente secondo le cadenze per ognuno di questi target, per tutti quelli che si recano in pronto soccorso e poi per tutti quelli che vengono ricoverati, indipendentemente dalla causa per cui necessitano di ricovero. Quindi questo l'ho detto perché vorrei che fosse chiaro che l'esecuzione dei tamponi non è un programma che ognuno pensa di approntare e di in qualche modo diffondere in maniera indifferenziata. Deve essere ragionato perché deve rispondere all'obiettivo di identificare delle categorie a rischio e di permettere ai servizi di sanità pubblica e ai colleghi ospedalieri anche di programmare tutta la pianificazione necessaria al contenimento dello scenario epidemiologico che abbiamo davanti. Quindi man mano che è cambiato lo scenario epidemiologico noi abbiamo cambiato tutta l'organizzazione della sanità per seguire e per contenere l'epidemia in quel momento. La rete delle microbiologie.
Sì, abbiamo della rete delle microbiologie, abbiamo 14 laboratori che eseguono, che processano i tamponi, e anzi grazie al Presidente perché mi dà l'occasione anche per ringraziare i colleghi della microbiologia che hanno fatto veramente salti mortali, perché all'inizio non avevamo tutti i laboratori di cui disponiamo oggi e tutti si sono formati, adeguati e sono performanti nelle loro competenze. Allora abbiamo il laboratorio di Padova dell'azienda ospedaliera dove abbiamo il professor Crisanti, l'azienda ospedaliera invece di Borgo Roma dove abbiamo la dottoressa Giulia Locascio, poi abbiamo il laboratorio dell'ULSS 1 delle Dolomiti, dell'ULSS Dolomiti che è Eliana Modolo, l'ULSS 2 abbiamo Roberto Rigoli che comunque avete visto che ci coordina in tutte le nuove metodologie. Poi abbiamo l'ULSS 3 Serenissima con il dottor Scarparo, poi abbiamo l'ULSS 5 con il dottor Andrea Tessari, l'ULSS 6 il laboratorio di Schiavonia che è stato il laboratorio che abbiamo subito autorizzato per andare incontro alla necessità di processare tutti i tamponi di Vo, perché in quel momento l'azienda ospedaliera di Padova non aveva ancora organizzato la macchina, così come è successo dopo, per processare tutti i tamponi che era necessario per farli a tutta la popolazione di Vo. Poi abbiamo l'ULSS 7 il dottor Antonio Antico, l'ULSS 8 il dottor Mario Rassu, l'ULSS 9 Scaligera con il laboratorio di Legnago il dottor Stefano Badocchi, l'ULSS 9 ha diversi laboratori perché non un solo laboratorio risponde a tutte le necessità e quindi abbiamo più laboratori che si sono attivati, quelli di San Bonifacio con la dottoressa Novella Scattolo, poi la Villafranca con Marilia Visconti, l'IZS, a un certo punto il Ministero della Salute ci ha mandato una nota dicendo che gli istituti zooprofilattici delle Venezie e di Brescia erano disponibili per soccorrere la regione, quindi in questo caso le regioni che avevano bisogno di una maggiore capacità di processare i tamponi. Quindi col dottor Tereggino Calogero e poi il Negrare con la dottoressa Perandini. Questi sono i laboratori. Poi abbiamo anche autorizzato via via con una procedura specifica anche alcuni laboratori accreditati che ci hanno chiesto insomma di essere autorizzati a farlo. Lì c'è una procedura per cui loro attraverso il laboratorio di riferimento che è quello di Padova inviano quelle che sono le loro procedure, le macchine che utilizzano, se autorizzati noi gli diamo la possibilità di poter fare il test con il tampone. Domande? Allora andiamo però sempre da sinistra a destra, così siamo rispettosi. Bonet, Salmaso, Emiliano, Federiva e chi verrà. Sì, io volevo mettere un po' di ordine su una cosa, cioè noi oggi abbiamo titolato tutti che Veneto contagio zero e l'abbiamo titolato perché l'ha detto il professor Crisanti, quindi volevo capire su che base il professor Crisanti dice che c'è contagio zero e noi oggi qui apprendiamo che ci sono 21 nuovi positivi. Poi più in generale, forse questa è più una domanda per il Presidente che per la dottoressa Russo, cioè volevo capire come sono i rapporti col professor Crisanti, perché nella narrazione dell'ultimo mese lui è sempre stato indicato come, diciamo così, il grande luminare che ha risolto i problemi del Veneto e ha dato una grande mano al Presidente. Però io noto delle discrasie nelle ricostruzioni, perché voi dite che il piano dei tamponi parte il 21 e il Presidente aveva detto che, magari mi sbaglierò, che lui si è sentito con Crisanti la prima volta al 3, quindi io ne deduco che il piano dei tamponi non l'ha fatto Crisanti, ma è partito dal duo russo Zaia. Poi Crisanti è uno dei sostenitori del tampone per tutti, la dottoressa Russo ha appena detto i tamponi vanno fatti per fasce di rischio, modulando eventualmente il piano. Cioè mi pare che ci siano un po' di discrasie tra quello che dice Crisanti e quello che viene detto qui, quindi volevo capire alla dottoressa una questione più tecnica, cioè il tema dei contagi zero, e al Presidente come sono i rapporti con il professor Crisanti, che non capisco bene se è nella squadra o fuori dalla squadra. Grazie. Allora, per quanto riguarda il contagio zero, il professor Crisanti io credo che abbia fatto questo tipo di affermazione sulla base dei dati che abbiamo pubblicato ieri pomeriggio.
ha visto che ieri dalla mattina al pomeriggio non avevamo più nessun tampone positivo e quindi ha detto insomma contagi zero, ma probabilmente voleva dire siamo in discesa, perché così è dai dati che vediamo. Quindi credo che insomma l'abbia fatto assolutamente in buona fede. Quello che il mio intervento voleva sottolineare è che attenzione a questi titoli e soprattutto, oltre che ai titoli, ai messaggi, perché se noi diamo un messaggio che non abbiamo più il contagio, sapete che questo ha un effetto sulla popolazione che non è corretto. Noi diamo un messaggio che non è quello insomma più utile al contenimento dell'epidemia. Perché si possa verificare ci vogliono dei tempi, ci vuole un trend di andamento. Sì. Domanda per il Presidente, se non... No, faccio dopo. Allora, così gli lascio il posto. Salmaso. Sì, beh, anch'io ovviamente il tema è questo, quale sarà l'uso del Presidente Zaia, nel senso che, come ha detto il collega Bonet, i giornali fanno i titoli sulla base delle notizie che vengono offerte. Forse probabilmente il suo invito a evitare di diffondere messaggi troppo rassicuranti viene certamente raccolto, però è altrettanto vero che nel momento in cui il professor Crisanti, poi la stessa Università di Padova, escono con un comunicato ufficiale in cui si congratulano con tutta la squadra, è evidente che i giornali non possono ignorare questa notizia, tanto per ristabilire la correttezza del rapporto tra noi e voi che siete in prima linea ogni giorno a gestire la macchina della sanità. Ecco, lei ha elencato, mi pare, tutti i parametri che sono stati messi a punto dal protocollo del Ministro Speranza. Ecco, realisticamente rispetto a queste serie di fattori, quando è che possiamo dire che il Veneto, ovviamente non è che io le chiedo il giorno esatto, ma se torna a ripetersi zero contagi con i tamponi sulla base delle tabelle che voi ci inviate ogni sera, noi continueremo ovviamente a dare la stessa notizia, per cui si esce da questa fase secondo lei in quali tempi e quando si rispettano quali fattori decisivi? Allora, diciamo che il contagio zero si può dire se aggiungiamo davanti per oggi, per questo momento, perché... No, allora quando si dice la notizia si dice per oggi nella reportistica del pomeriggio, anzi che è meglio, che è più specifica, del pomeriggio si è visto che siamo a zero contagi, ma questo non rappresenta un trend, non rappresenta l'andamento di una malattia nell'ambito di una regione e neanche di un'azienda. Altro? Emiliano Federiva Zennaro. Dottoressa, buongiorno. Io avevo solo bisogno di capire se c'è una possibile data o qualcosa di legato a un calendario stop tamponi per tutte le categorie che lei ha elencato. Può avvenire soltanto a contagio zero? Cioè fino a che punto andrete avanti con questo screening? Grazie. Allora, io credo che nessuno possa dare una risposta con l'individuazione di una data che stia ad indicare quando insomma si chiude tutto il cerchio, e credo anche che sia importante anche non premere sull'individuazione di una data che ci dica basta tamponi, basta controlli, basta sorveglianza, perché sarebbe proprio il contrario di quello che dobbiamo fare. Noi dobbiamo perseguire quello che stiamo facendo e semmai rafforzare. Io 3 giorni fa ho mandato una lettera a tutte le aziende ULSS per rafforzare la sorveglianza. Abbiamo esteso il periodo di isolamento per i soggetti sintomatici da 14 a 21. Abbiamo detto che tutti, anche i soggetti asintomatici, contatti occasionali, di valutare di fare il tampone, perché questo non è il momento di allentare, ma è piuttosto il momento di stringere, perché se noi allentiamo in questo momento il rischio è che torniamo nella fase 1 e noi non vogliamo più tornare alle morti, ai ricoveri, alla sofferenza delle persone. Quindi non fisserei nessuna data, manterrei molto molto alta l'attenzione, e lo dico naturalmente, l'ho scritto, per quanto riguarda gli operatori che seguono le nostre indicazioni, e quindi massima allerta. È chiaro che il comportamento della popolazione, come ha detto tutti i giorni, in tutti i momenti, il Presidente, non è disgiunto da questo tipo di misure. Grazie dottoressa. Federiva.
Buongiorno dottoressa, lei che ha il cruscotto appunto sott'occhio, ci può dire, pur con numeri così bassi in termini di nuovi contagi, se ci sono dei focolai presenti in questo momento, quanti sono e dove si trovano? Grazie. Allora, adesso io la mappa ce l'ho fotografata nella testa. Diciamo che i focolai intanto sono dei focolai, la maggior parte dei focolai sono focolai piccoli, perché forse non l'ho detto e grazie della domanda, un focolaio viene considerato la presenza di 2 casi positivi correlati fra di loro, quindi che geograficamente si trovano nello stesso posto. Tra l'altro il Ministero fa anche una definizione molto più stretta che dice che nell'ambito di un focolaio, anche se uno guarisce dei 2 soggetti, il focolaio viene considerato comunque focolaio finché non si spegne. Quindi se io ho marito e moglie che nell'ambito della stessa casa sono infetti, uno è guarito, io lo devo contare proprio per la sicurezza come focolaio ancora esistente, fino a quando anche l'altra persona non è guarita. Quindi in questo momento il maggior numero di focolai piccoli, per fortuna, ce li abbiamo in alcune case di riposo e qualche contagio intrafamiliare. Questo non è positivo se lo valutiamo nel trend complessivo che abbiamo detto prima, però gli elementi importanti sono che siamo in diminuzione nel numero dei focolai, che molti di questi focolai i soggetti sono guariti e ne rimane 1 o 2, significa che si stanno spegnendo, e poi che sono localizzati e noi abbiamo la possibilità di seguirli e di evitare che possano estendersi. Gennaro. No, mi ha anticipato la collega. Collega Parisi. Parisi e Gennaro. Gennaro no. Nella domanda, La domanda l'ha fatta. era uguale la domanda. Ah, ok. Ah, scusa, non l'avevo Parisi. Sì, buongiorno dottoressa, volevo chiederle se è possibile o in previsione quando lo sarà, se si ha già un report per quanto attiene allo studio dei famosi gatti di Vo. Iniziato mi pare una decina di giorni fa, un paio di settimane. Non mi risulta. No. Io sono anche direttore della sicurezza alimentare veterinaria e le assicuro che dalla regione non è partito niente. Abbiamo avuto dei contatti con le ZS e siamo d'accordo sia con le ZS che col Ministero di essere assolutamente in linea nel momento in cui questo dovesse partire. Ci sono delle indicazioni per cui le regioni, le ZS e il Ministero stavano lavorando e hanno definito alcuni parametri, però da parte della regione non è partito nulla. Se la dottoressa Russo No, però non ci sono... se è possibile possiamo se non altro dire e scrivere che il Veneto è comunque, come aveva detto lei nelle sue affermazioni, con un tasso di contagio pari con l'RT pari allo 0,4, certo, 0,41 tra le migliori regioni in Italia. Sì, ci sono. È la prima, quindi. Diciamo che questo viene correlato anche al numero di casi, quindi all'incidenza. Tra le regioni che hanno avuto un numero elevato di casi siamo fra le regioni migliori, se non le prime. Sì, se lo paragonate con una regione che non ha avuto casi, evitate che Infatti. Paragone dobbiamo farlo con Emilia Romagna e Lombardia, non Certo, Piemonte. E anche Friuli Venezia Giulia. Anche il Lazio. E Marche, insomma le regioni che comunque hanno avuto un numero di casi considerevole. Comunque il Ministero pubblica settimanalmente questo report e poi alla fine fa una tabella sinottica dove riassume i risultati attribuibili ai singoli indicatori, agli indicatori più importanti. Questo consente, non è un confronto fra regioni, ma è la possibilità di dare alle regioni stesse un ritorno rispetto ai dati che ha inseriti per collocarsi e per adeguarsi. Questo potrebbe servire nello spostamento tra regioni alla fine, vero? E anche nell'apertura delle attività produttive. Salmaso aveva Dottoressa, una approfitto della domanda. sua presenza per rifare una domanda che ieri ho posto al Presidente Zaia e mi ha dato una risposta più che soddisfacente, però la ripropongo sulla base di alcune notizie che sono uscite oggi. Anche agli altri. No,
Espulsa immediatamente. Voti sulle risposte. Idea per quanto riguarda i tamponi e i test serologici, perché ho sentito un dibattito molto importante, molto interessante l'altro giorno al Senato su questo argomento, e la cosa è, come dire, riguarda prevalentemente la regione Lombardia, dove c'è stata, come dire, una corsa alle convenzioni con aziende private e laboratori privati per garantire questo test con una gamma di, come dire, di prestazioni che va da 30 a 90 euro. Allora, ovviamente il Parlamento ha posto la questione: è giusto garantire, come dire, questa prestazione sanitaria dentro alla lite che ci faccia capire se ne andremo fuori prima o poi. Rispondo con quello che è di mia competenza. Allora, nell'ambito dei LEA che sono attualmente in vigore, i primi della tabella dei LEA elencati nell'ambito dell'allegato relativo alla prevenzione e sanità pubblica, ci sono 3 LEA, adesso non mi ricordo, magari sbaglio, a 1, a 2, a 3, dove è proprio specificato che le regioni devono adottare tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione delle malattie infettive. Per me le nostre attività e quindi anche i test diagnostici si collocano in questi LEA in maniera assoluta. E quindi lo Stato gli deve dare le risorse per garantirle poi? Certamente sì, se sono LEA e sono legati anche ai riparti che sono poi collegati al mantenimento dei LEA. È già un livello essenziale perché è contenuto all'interno di queste misure. Grazie dottoressa. Diamo la parola per le domande non ancora rimaste pending al Presidente. Facciamo veloci se siete d'accordo. Allora, rispondo a Marco Bonet e anche, diciamo, parzialmente anche a Albino Sammaso, che più o meno anche sto stessa roba. Il rapporto con Crisanti è ottimo e è parte integrante di quello che è la squadra, il team Veneto. Ovviamente in ognuno vanno allocate le competenze e il ruolo, cioè c'è chi gioca da centravanti, chi gioca in difesa, chi gioca in porta, ma se la squadra c'è. Oggi ho voluto invitare la dottoressa Russo e penso che dopo questo incontro abbiate capito il ruolo strategico che ha la dottoressa Russo. Cioè per noi è un punto di riferimento insostituibile, cioè la strategia ce l'ha in testa lei e si confronta quotidianamente, tanto è vero che lei partecipa tutte le mattine anche alla riunione, alla videoconferenza con i direttori generali, proprio per avere sempre in osmosi il territorio che ci dà riporto. Fra l'altro vorrei ricordare che il professor Crisanti peraltro è il nostro laboratorio di riferimento, stiamo parlando di analisi, laboratorio convenzionato con la Regione del Veneto, è il più grosso laboratorio, ma la dottoressa Russo vi ha ricordato che noi abbiamo una rete di 14 laboratori che fanno tamponi in Veneto, tra i quali ce n'è un altro di un'azienda ospedaliera che è quello dell'azienda ospedaliera di Verona. Penso che al disordine abbiamo messo ordine, no? Bene. altre domande per il Presidente? Ma sapete, sempre per fare citazioni, cioè, la battaglia dell'uomo è una battaglia contro l'entropia, no? Cioè c'è una tendenza naturale al disordine, è proprio biologica. Se pensate, la cellula nasce dalla fecondazione, si crea l'individuo e l'individuo poi ha l'entropia che lo disgrega, lo fa ritornare cellula, no? Con la morte. E quindi noi dobbiamo mettere ordine al disordine, quindi, perché è la tendenza proprio della vita che è la tendenza al disordine. E poi si potrà aprire un grande capitolo sull'entropia, ma che vi evito. Ditelo a quello che dice che non ho mai studiato. Non lo so, e teorie esperti. È stato un autorevole scritto. Chi ha domande anche extra a questo punto? Presidente, una domanda, scusami Marco, poi Sull'entropia? No, l'entropia è un tema molto difficile da filosofi della scienza, insomma, quindi È un tema complicato. No, assolutamente, lo lascerei appunto agli esperti. Ma non... Prego, Presidente. No, dico, l'entropia, ci sono i filosofi che la spiegano in una determinata maniera. La tendenza al disordine, che hanno fatto filosofico, ce n'è uno anche di etico, ma c'è anche uno di fisico. Lui ha fatto anche l'esame. Vi ho detto che gli ingegneri funzionano, non volete capirla sta roba. Si potrebbe ottenere poi. Voi capite perché siamo forti, perché siamo una squadra, no? La dottoressa Russo, l'assessore Lanzarini, l'assessore Bottacin, la De Berti, gli altri assessori, Crisanti, la Tacconelli, la Cattelan,
via il professor Vianello, insomma, la De Silvestro, Manto Anso, tutta una squadra. Anche Carlo ci sarebbe. Carlo? Vabbè, guardate. No, ringrazio il Presidente per aver citato il povero di filosofi. Carlo, guardate che la gestione della crisi è anche gestione della comunicazione di crisi. 90 giorni ieri. Voi adesso, al di là delle battute, scusatemi, la gestione di un titolo come quello che avete fatto oggi per noi significa impatto epidemiologico. Giustamente la dottoressa dice c'è bisogna, il messaggio qual è? Non si abbassa la guardia. Il professor Crisanti ha dato una lettura coerente col bollettino, ma che non è oggi che ci possa permettere di dire contagio zero, tiriamo su e tenda, andiamo via. Non funziona così. Ricordava 90 giorni ieri. Sì. Insieme a Antonio Presidente 93 oggi. Allora, Carlo che inizia a fare esperienze vere da trincea con me, questa è la verità. Pasquetta, 1 maggio, 25 aprile compreso. Altre domande? Dai che dopo andiamo via. Velocemente, allora mi scusi se E poi c'è il Sole De Berti alla quale voglio dare una... Allora, Poi c'era la Bonnet anche, Salmaso. Sì, no, poi non parlo più, ti garantisco. Allora, uno, il voto il 13-14 settembre che sembra un dato assoluto. La domanda doveva far Bonnet questa, sicuro. Facciamo lo stesso mestiere al Presidente. Due, allora questa facciamo finta che l'abbia fatta Bonnet, le faccio la domanda. C'è chi lo fa meglio e chi lo fa peggio, anche il La mestiere. retromarcia così annunciata sul decreto appunto delle zone rosse, lei ci crede a questo impegno che, come dire, il governo si è assunto oppure continua a avere... Sai cos'è un coral? No, nello spirito... Sai che c'era anche un film Coral Bay, no? Sì. Che non c'è roba dei coralli in mare. E il corallo arriva alla mandria, no? A un certo punto c'è il recinto, alla fine il recinto si forma in imbuto e c'è un corridoio, che è il corridoio che si usa ad esempio per le vaccinazioni, per le marchiature, eccetera. Loro ormai sono in un corallo, cioè non vengono più fuori, o modificano il decreto o il tribunale, che è il corallo, li sistema per le feste, perché è impresentabile quel decreto. Cioè non è mai successo nella storia della Repubblica Italiana che una legge bollinata viene modificata con un comunicato. Guardate, scrivetevelo, io c'ero, scrivetevelo. Se ne sono accorti, hanno detto che rimedieranno a questo errore. Guarda che se 200 milioni di euro il Veneto vuole la sua parte, facciano quello che vogliono. Per tutti, non solo per voi. Per tutto il Veneto. Io ho 3 province in area rossa per 30 giorni, si sono dimenticati di toglierle e cavoli il solo. Se non capito. Dall'8 marzo noi abbiamo avuto la dichiarazione di 3 province, Treviso, Padova e Venezia. Ce lo ricordiamo? Allora, ricominciamo in giro. Bonnet, Prigioni. No, c'erano le elezioni, Sì. così evito e quindi rispondo a Marco e a tutti quelli che volevano. Quindi tutti. E allora, le elezioni, adesso c'è questa, sembra, in Commissione Affari Costituzionali è stato approvato un testo che prevede una finestra dal 6 di settembre. Chi sei? Uno a caso. Albino? Va? Ti mettiamo in primo banco, metti a Stardadrio da fa casino. È la tecnologia che vi sticcia con me, non sono più. Sì. Mi sa che in casa non sono d'accordo con te a casa tua. Per fortuna non c'è più problema. No, dicevo che prendiamo atto che c'è innanzitutto un recupero di più di un mese e mezzo rispetto a quello che volevamo fare. Leggo da qualche parte che si dice che sarà un election day, quindi referendum regionali e comunali. Dico che è inspiegabile il motivo per cui il governo possa decidere di non andare a votare a fine luglio, addirittura qualche mio collega dice 2 agosto. Guardate, ci sono, al di là, risolto il tema di natura sanitaria, ce n'è uno di natura pratica. Votare a fine luglio o il 2 di agosto significherebbe garantire un periodo di preparazione delle liste e di campagna elettorale, un periodo sostanzialmente estivo ma non vacanziero. Votare il 6 o il 13 di settembre significa presentare le liste a Ferragosto e fare la campagna a Ferragosto. Cioè, se qualcuno riesce a dimostrarmi con le leggi della fisica che sta in piedi sta roba, io dico che non votare a luglio è una sospensione della democrazia. Poi la prendano come vogliono, dicono che queste robe non si debbono dire in Italia, ma è la verità. Ci sono tutti i presupposti per dar compimento ai dettami della Costituzione, cioè andare a votare. Punto. No, Mattarella vi ha dato qualche feedback, so che avevate intanto di avere dal Presidente una risposta su questo. E poi un'altra cosa rapidissima, oggi pomeriggio mi risulta che è stata convocata una nuova conferenza delle regioni, volevo sapere perché. Ma alle 5:30 ce l'abbiamo...
Sì, per chiudere la partita delle linee guida, sapete che io voglio fare un'ordinanza per i parchi, per le scuole, per i centri estivi. Allora, abbiamo negoziato di fare una chiusura con le linee guida, noi ce l'abbiamo già, come è accaduto l'altra volta, ce l'abbiamo, se si riesce a chiudere anche assieme a tutte le regioni, è finita lì, insomma. Fra l'altro annuncio, molti negozianti ci chiedono della partita della mancanza dei guanti per il mondo dell'abbigliamento, ve la faccio in sintesi, è risolta anche questo problema, oggi la chiudiamo e la metto in ordinanza così. L'ordinanza anche di domani? Sì, penso di farla domani. Sì. Quella sui centri estivi, gli asili. Sì. Oggi avete la dottoressa Russo e l'assessore De Berti. Omnibus, anche quelle attività produttive. Sì, tutto. Un'ordinanza omnibus. Sì. Altro? Altre domande? No, sì, scusa. Presidente Mattarella, io ho esposto in più occasioni questa partita. Presidente, giustamente, con il massimo rispetto, perché comunque il Presidente non è che ha ruoli di governo e ha le competenze che gli attribuiscono nella Costituzione non sono quelle di convocare le urne o fare altre robe del genere. Però ha ascoltato, appunto. Federica. Grazie. Presidente, buongiorno. Ciao. Dato l'indice R/T a 0,41, vi siete già fatti un'idea di quali potrebbero essere le regioni con cui aprire la mobilità interregionale dal 3 giugno, posto che devono avere lo stesso livello di contagio, appunto? Mi viene da pensare che forse la Lombardia non rientrerà fra queste. Guarda, questo non te lo so dire, sono valutazioni che farà la dottoressa Russo con il Comitato Tecnico Scientifico. Io penso che, ve l'ho detto ieri, forse non l'ho detto in maniera molto chiara, cioè io penso che a livello europeo bisogna arrivare a uno Schengen sanitario. Questo è fondamentale, perché se no cominciamo ad avere delle aperture a macchie di leopardo che diventano dannosissime per l'economia, per le relazioni di qualsiasi genere, per cui spero che a livello europeo l'Europa, se esiste, se vive, se respira, batta un colpo su questo fronte. Già è arrivata in buon ritardo su molti fronti del coronavirus, almeno questo ci sia una regia europea sull'apertura della frontiera. Presidente, mi perdoni, ma si parlava anche rumors di passaporti sanitari, è una cosa fattibile o... Ma sai, sono belle suggestioni, perché voglio ricordarvi che fare i tamponi al mondo intero per avere un'istantanea di quell'istante lascia il tempo che trova. Il tampone è una grande strategia, e quindi noi abbiamo investito sui tamponi. Però voglio anche dirvi una cosa, solletico un po' la vostra curiosità. Io leggo le riviste scientifiche internazionali, occhio, perché il movimento che si legge, che ormai non è più tanto strisciante, è quello del test rapido in arrivo. Se arriva il test rapido significa come farsi la glicemia in casa? Quello con la saliva o... No, sempre sangue, sempre siero. Allora il tema qual è? Che se noi avessimo un test rapido, e ci sono già dei prototipi in giro, non aggiungo di più, se avessimo un test rapido che è in grado, a basso costo, fai da te, allora capite che la dottoressa Russo dice sabato mattina tutti testati, ci facciamo l'autodiagnosi, ci mettiamo, ognuno di noi avrà un protocollo, a questo punto non esiste più problema di lockdown, di infezioni, perché abbiamo l'obbligo per legge, faremo un'ordinanza di fare l'autodiagnosi con determinate cadenze, identifichiamo i focolai e così la risolviamo velocemente. La mia idea è che i tamponi non andranno avanti a vita, perché c'è troppo interesse di natura sanitaria su questo tema del coronavirus, per cui è inevitabile che arrivi qualcuno con l'uovo di Colombo e dice questa è la soluzione. Vi ricordo che c'è già il test della saliva che sta girando, tanto per citarne uno. Possiamo passare... Passo alla De Berti, se non vi spiace. Grazie a voi. Numerosissime domande sul trasporto. Io vi saluto ragazzi, grazie mille. Lascio l'assessore, vi dà 2 delucidazioni sull'ordinanza dei trasporti e poi rispondere alle vostre domande. Grazie. Grazie, buongiorno. Buona giornata. E grazie dottoressa Russo. Grazie a voi. Arrivederci. Buongiorno. Assessore De Berti. Nei giorni scorsi i colleghi hanno fatto un sacco di domande, quindi oggi vi prego di proporre tutte, che vediamo di smarcarle tutte. Emiliano si prenota per primo, Parisi e Gennaro, che abbiamo posto le domande più strong.
Assessore, io parto con un tecnicismo, buongiorno. Si è creata confusione sulla seduta verticale. Personalmente l'abbiamo intesa come schiena a schiena, diciamo, e appunto in verticale, quindi non più seduto uno accanto all'altro, in modo da ottimizzare lo spazio all'interno del pullman, piuttosto che abbiamo interpretato bene. Allora, vi dico subito che di sedute verticali si parla nelle linee guida nell'allegato 15 del DPCM ed è stata una sorpresa anche per noi, quindi per tutti gli assessori d'Italia quando hanno letto sedute verticali c'è stata una corsa all'interpretazione, questo non ve lo nascondo. Quello che vi posso dire è sicuramente il concetto, ve lo traduco per la signora Maria, è: in un mezzo pubblico io devo mantenere il metro di distanza nel momento in cui sono faccia a faccia con un altro utente. Questo metro di distanza può essere derogato nel momento in cui non c'è il faccia a faccia. Quando è che non c'è il faccia a faccia? Quando c'è il faccia a schiena, ad esempio penso agli autobus, agli extraurbani dove tutti i posti sono in fila, oppure quando sei anche sui treni ci sono i posti schiena a schiena. Se c'è il posto schiena a schiena si può tranquillamente derogare al metro, anche perché sapete che mentre fino al 17 maggio per i treni era prevista la scacchiera, perché per i treni fino al 17 maggio non si parlava di un metro di distanza, si parlava di scacchiera. Il metro di distanza si parlava solo ed esclusivamente negli autobus e per analogia nei vaporetti, perché i vaporetti entrano nelle linee guida di lunedì, le ultime che sono state fatte, e l'applicazione del metro voleva dire 9 persone in un autobus da 12 metri con una capienza di 97 persone e 15 persone in un autobus extraurbano di 12 metri con una capienza di 79 persone, cioè è insostenibile. Se voi dovete pensare che a settembre riaprono le scuole, al di là del fatto che l'apertura delle scuole, le modalità di apertura non interessano solo i dipendenti delle mense, interessano anche a noi come trasporti, perché sarà fondamentale capire come riuscire a portare a scuola i ragazzi. Non possiamo pensare di quadruplicare, quintuplicare o sestuplicare i mezzi, perché è impossibile, cioè non è fattibile, quindi le modalità di apertura delle scuole sono fondamentali. Considerate che nelle linee guida è stato stabilito che sostanzialmente si deve abbattere l'ora di punta della mattina, cercare di sfasare le entrate nei luoghi di lavoro piuttosto che da settembre le entrate a scuola, però non c'è scritto chi deve fare questo lavoro, lo mettono come un'incombenza ma non è chiaro chi se ne deve occupare. Proprio in questo oblio assoluto la settimana scorsa ho portato una delibera in giunta e come trasporti abbiamo costituito un tavolo tecnico a cui faranno parte di questo tavolo un membro dell'ANCI, un membro dell'UPI, che rappresentano sostanzialmente gli enti di governo che gestiscono la programmazione dell'acqua e della gomma, e un rappresentante per ogni tipologia di trasporto. Quindi avremo Trenitalia per il ferro, ovviamente, ACTV per l'acqua, e poi si metteranno d'accordo le aziende di trasporto su gomma per nominare un rappresentante, in modo da fare un lavoro di confronto sia con l'associazione di categoria a livello regionale sia con il provveditorato all'istruzione regionale. Tenete presente che ad esempio a Verona il comune di Verona, nella figura del vice sindaco, sta già interloquendo con il rettore dell'università, con il provveditore provinciale e con i mobility manager delle maggiori aziende per cercare di trovare un'organizzazione che permetta di non appesantire l'afflusso di macchine nelle città principalmente. Grazie. Parisi e Zennaro. Ecco, Assessore, buongiorno. Dunque, per quanto attiene al trasporto via acqua, qui a Venezia c'è appunto la questione dei vaporetti, con turisti che non ci sono, studenti che sono a casa, corse che sono state dimezzate visti i problemi economici appunto della CTV, appalesate dalla stessa, e c'è comunque questo sovraffollamento continuo
dove non vengono anche rispettate le misure minime per quanto attiene anche la questione dei dispositivi che non sono sempre utilizzati da tutte le persone. Come intende muoversi la Regione per quanto attiene al suo monitoraggio in tal senso? Allora, tenete presente che la gestione della programmazione dei servizi sulla gomma e sull'acqua non competono alla Regione. Io ho costituito un tavolo regionale con sia le parti sociali che con le aziende di trasporto tutte, perché comunque mi interessa ovviamente monitorare la situazione a livello regionale, però noi abbiamo una competenza diretta come committenti solo ed esclusivamente sul ferro. Vi do, giusto per farvi capire, l'incidenza su Venezia e i problemi di Venezia. Noi quando parliamo di TPL in Veneto parliamo di 850 milioni l'anno. Questi 850 milioni sono costituiti dal Fondo Nazionale Trasporto e risorse regionali e ricavi da traffico, da biglietti ordinari e da abbonamenti. I ricavi da traffico sono 400 milioni, 120 milioni sono per il ferro, 280 milioni sono gomma e acqua. Dei 280 milioni di ricavi per gomma e acqua, 114 sono solo per l'acqua. Dei 114 dell'acqua ne abbiamo 17 che sono da abbonamenti e si presuppone dei residenti, e 96 milioni che arrivano da biglietti ordinari, per lo più turistici. Quindi da qui capite che ACTV, comprendo che da un punto di vista economico sia in difficoltà, però voglio anche darvi una sottolineatura. Quella responsabilità individuale di cui il Presidente ha spesso parlato durante le conferenze stampa è fondamentale anche nel trasporto pubblico, perché è vero che l'ordinanza della Regione prevede che gli enti di governo e, per quanto riguarda la Regione, la Società Infrastrutture Venete, predispongano dei servizi o comunque una programmazione di offerta di servizi commisurata alla domanda. Ok? Quindi se c'è tanta domanda devono esserci sicuramente considerato il droplet più mezzi. Da lunedì c'è una differenza, perché con la scusa della seduta verticale noi ci siamo inseriti con l'ordinanza del Presidente in questa apertura delle linee guide, stabilendo che comunque il mezzo non può superare la capienza del 50%, quindi comunque abbiamo dato alle aziende di trasporto la possibilità di poter trasportare più persone. Io ho visto una foto ieri mattina sui giornali di un vaporetto di ACTV che sinceramente me l'aveva girata la sera prima, alle 11 di sera me l'aveva girata il collega Bottacin, che sulla così di primo acchito mi ha fatto arrabbiare. Io sono partita in quarta la mattina perché ogni volta che ci sono di queste situazioni io ho sentito sia il sindaco Brugnaro che il direttore di ACTV, perché dico bisogna sempre commisurare l'offerta alla domanda. Però quella foto, se la notate, era una foto nel momento di discesa dal vaporetto, dove il numero delle persone sul vaporetto era un numero congruo. La problematica è che nel momento in cui devono scendere dal mezzo praticamente fanno massa tra di loro, sì, non rispettano le distanze di sicurezza. Ma questo vi dico, l'ho visto anch'io 10 giorni fa in Piazzale Roma di persona, alla fermata del tram, tutte le persone distanziate che rispettavano la postazione indicata sul marciapiede. Appena è arrivato il tram e si sono aperte le porte, si sono sostanzialmente riuniti tutti ben fissi davanti alla porta. Cioè, qui nessuno ci può fare niente, si chiama responsabilità individuale ed è fondamentale che le aziende di trasporto rispettino l'ordinanza regionale
e che tutti facciamo la nostra parte. Quindi anch'io quando vengo a Venezia, a parte oggi, vengo con il treno, ma quando il treno si ferma in stazione io non ho visto gente ammassarsi alla porta per uscire. Si esce mantenendo, non dico la distanza di 1 metro, però un minimo di distanza di sicurezza. Sicuramente appiccicati non serve a niente, né il vaporetto riparte tenendo le persone sopra, né il treno riparte prima che siano scesi tutti i pendolari. Vecchie abitudini. Sì, cioè dobbiamo anche noi un po' stare attenti a mantenere le distanze. Dopo guardate, io leggo tutte le mail perché ne ricevo tantissime, ma vi devo dire che in questi mesi il 95% delle mail che ho ricevuto le ho ricevute per ACTV. E questo ne do atto perché non ho ricevuto grandi lamentele nelle altre, però io confido, per le altre aziende di trasporto, però io confido che con l'ordinanza firmata dal Presidente lunedì questi problemi non ci siano. È pur vero che il fondo ad hoc che è stato istituito con l'articolo 200 del DL bollinato, diciamo, prevede solo 500 milioni per i mancati ricavi. Tenete presente che vi ho detto prima che i 400 milioni in un anno sono i ricavi del Veneto per tutto il TPL, quindi voi immaginatevi, togliete tutti i turisti che non ci saranno più, togliete il lockdown per 2 mesi dove c'è stato meno 95% di passeggeri su tutti i mezzi di trasporto e oggi siamo intorno ad un 20-25% con dei cali abbastanza pesanti su Belluno, cioè Belluno dove le altre province dopo il 4 maggio registravano un 10-12% dei passeggeri ante Covid, quindi eravamo comunque intorno ancora a un meno 88, meno 90%, Belluno registrava un 3% di passeggeri. Quindi insomma io vi dico, cioè, dobbiamo trasmettere fiducia agli utenti che il mezzo pubblico è un mezzo sicuro, può essere utilizzato in tutta tranquillità se anche noi ci mettiamo del nostro nella responsabilità individuale. Grazie. E con questo se... Scusami Carlo. Scusa, Assessore, mi sembra deve... Cioè, quello che serve a questo punto è un grande progetto di organizzazione sul territorio. Ecco, lei diceva non competono tutti gli aspetti della regione, però io ricordo da anni ormai, anzi forse era ancora il secolo scorso, che si parlava di biglietto unico, ad esempio, di trasporti. Beh, quello è uno strumento, non è una competenza. Che serve a integrare e a capire una serie di cose. Non è, diciamo, sul biglietto unico, magari questa è l'occasione per mettere assieme tutti i vari... Concordo, questa è un'occasione per molte cose. Esatto. Ho letto l'altro giorno un'intervista non mi ricordo, il presidente del CTU, mi sembra, dove diceva dimenticatevi che l'autobus arrivi sotto a casa, dato per assodato che non arrivava neanche a prima sotto a casa. Ma detto questo, c'è bisogno di razionalizzare, ma è la regione che deve fare sta roba, non sono riuscito a capire a chi rimane in capo questo... No, il biglietto unico è un progetto della regione. Sì, no, ma parlo di tutta la razionalizzazione, perché con questi numeri a settembre o ci blocchiamo in macchina tutti perché se la gente non riesce più a prendere i mezzi come prima, visto che i mezzi sono al 50%, lo diceva prima, quindi o andiamo incontro a un lockdown sulla strada a questo punto perché non si muove più nessuno, oppure bisogna proprio davvero rivoluzionare il trasporto e questo però quello che mi ha allarmato è quando lei ha detto non dipende solo dalla regione. La competenza sulla programmazione dei servizi non è di competenza della regione, cioè se uno mi chiede un autobus, ok, a Venezia, non sono io che decido, io l'unica cosa che posso fare è chiamare Brugnaro e dirgli guarda che mi hanno segnalato questo, però poi la decisione spetta alla città metropolitana. Se mi chiedono di inserire un treno,
decide la regione, ok? In questo senso a livello di competenza. Sul discorso della razionalizzazione è ovvio che è un lavoro che noi dobbiamo fare insieme agli enti di governo e alla città metropolitana che hanno la competenza, però la questione del lockdown e del Covid ci deve dare la possibilità di poter intervenire e andare a togliere. Allora, il tavolo che ho costituito la settimana scorsa serve proprio per coordinare una riorganizzazione sia con le attività produttive, faremo con i sindacati e con la scuola per far sì che a settembre non ci sia un blocco totale della mobilità, perché è un argomento sicuramente delicato, però questa può essere l'occasione per intervenire su alcune questioni che, vi dico, ci sono dei milioni di euro da poter risparmiare nel trasporto pubblico locale che fino ad oggi sono stati spesi ma che non ci possiamo più permettere di spenderli, ed è sempre legato alla scuola. Ad esempio una suddivisione delle scuole, ci sono scuole che si organizzano sui 5 giorni e scuole che si organizzano sui 6 giorni. Vi dico solo che un'organizzazione per tutte le scuole sui 5 o sui 6 giorni è fondamentale per poter avere dei notevoli risparmi nei costi delle aziende, che questi risparmi verrebbero reinvestiti in ulteriori servizi e in un incremento dei servizi, ma anche la questione del calendario scolastico regionale, che è di competenza della regione. La regione stabilisce i ponti, però poi i dirigenti scolastici hanno una loro autonomia di poter modificare i ponti. Quindi io mi trovo le aziende di trasporto, tutte le aziende di trasporto, che devono tenere un'organizzazione, un servizio scolastico in tutti i ponti che ci sono durante i 10 mesi di scuola e non possono diminuire il servizio. Un calcolo vuoto per pieno, le associazioni di categoria delle aziende di trasporto mi dicevano che questo giochetto dei ponti, che praticamente loro mantengono un servizio pieno su tutti i ponti, e della scuola suddivisa metà sui 5 giorni e metà sui 6 giorni, è uno scherzetto che vale 6-7 milioni di euro per tutta la regione. Perché mi veniva in mente, noi in Veneto abbiamo un servizio che è molto parcellizzato per il trasporto pubblico locale, cioè ci sono non so quante aziende di trasporto pubblico locale, 18 se non sbaglio, anche di più, forse anche di più. Ecco, se si vuole razionalizzare, so che è difficile, ma se si vuole razionalizzare, io adesso se lo sa Zaia si arrabbia, perché se quando parli dell'estero dici sì ma siamo bravi anche noi, sì, però in zone paragonabili al Veneto, che è la Catalogna, ecco, hanno un'azienda di trasporti che lavora per... No, guardi, allora, hanno fatto una gara in Toscana, che hanno fatto un'unica gara regionale sul TPL. Il mio collega della Toscana mi dice sempre: Elisa, se qualcuno ti propone di fare una gara a livello regionale, scappa a gambe levate più che puoi, perché in Toscana sono impazziti. Secondo me non è un problema di aziende, è un problema di programmazione. Ci vuole una persona che programmi il servizio tra ferro, acqua o un ente e gomma, quindi non ci sarebbe più neanche il problema dei servizi nelle zone ai confini dell'impero provinciali, perché poi ci sono quelle zone che sono sul confine, ad esempio mi viene da pensare tra Padova e Venezia, piuttosto che tra Padova e Treviso, dove magari i servizi potrebbero essere sicuramente più razionalizzati, oltre al fatto che tra il ferro e la gomma bisognerebbe, ma ci stiamo arrivando, perché da questo punto di vista le aziende io ogni tanto le minaccio e gli dico o integrate o razionalizzate, o il Fondo Nazionale Trasporti non lo vedete più. Quindi vi dico che stiamo facendo in sordina È questo, diciamo, l'occasione per arrivare a una, secondo ma c'è la disponibilità da parte di tutti, guardate, di fare questo lavoro, sia dalle parti sociali che dalle aziende di trasporto che da parte degli enti di governo. Sicuramente, ed è stato inserito nel piano trasporti, la rivisitazione della legge 25 del 98 che aveva istituito gli enti di governo eccetera, è sicuramente da rivedere. Salmaso?
Assessore, buongiorno. Mi fa di capire che lei ha detto questo, provo a riassumere, che in Veneto il trasporto pubblico locale ha, definiamolo così in termini di fatturati, di 850 milioni complessivamente, e che il governo ha stanziato 500 milioni nel decreto ultimo appunto per coprire i deficit nelle società di gestione. Ecco, è in grado di dirci... Deficit da ricavi, da mancati ricavi. È in grado di dirci le cosiddette deficit da ricavi complessivi in Veneto a quanto ammonta? Perché abbiamo cifre controverse, ad esempio pare che la CTV appunto abbia subito una perdita attorno a 100 milioni di euro. Ecco, sì, però ve lo spiego, cioè 100 milioni di euro senza considerare la cassa integrazione. È ovvio che se il governo stanzia la cassa integrazione, prevede la cassa integrazione, questi 100 milioni diminuiscono. Io vi do solo un dato: dei 580 milioni che vi ho detto prima di gomma e acqua, 295 milioni di questi 580 sono spese di personale. Ok? Quindi la spesa del personale nei costi delle aziende di trasporto è elevato. Ovvio che se viene prorogata la cassa integrazione, insomma intervengono con la cassa integrazione oltre a quello che hanno già previsto, si riesce a farvi fronte. Però al di là delle previsioni, che le previsioni sono sempre più drammatiche, ok, le più drammatiche oggi, noi ipotizzavamo un 150 milioni di buco per tutto il Veneto tra acqua, ferro e gomma. A CTV dice 100 milioni sono solo nostri. Dobbiamo fare una rendicontazione a fine anno. Adesso abbiamo proposto in Commissione Infrastrutture di fare una rendicontazione di questi mesi per avere dei numeri validi. Tenete presente che in questi mesi abbiamo avuto un meno 95% di passeggeri, quindi vuol dire un meno 95% di sì, anche perché gli abbonamenti verranno restituiti. I soldi degli abbonamenti verranno restituiti, quindi non possiamo neanche dire che quella parte di abbonamenti sia un'entrata certa. Assessore, solo una cosa tecnica: 2,95 milioni per il personale all'interno dei 580 del decreto nazionale? No. Normalmente i 500 del decreto nazionale è il fondo ad hoc che va a coprire i mancati ricavi. No, io parlo di condizione normale in Veneto. Il TPL muove 850 milioni. Di questi 850 milioni ce ne sono 400 per ricavi e ci sono la differenza sono sostanzialmente 580 di che nei 580 ci sono anche i ricavi, ok? Sia Fondo Nazionale Trasporti che i ricavi. Di questi 850, 580 milioni vanno per la gomma e l'acqua e 270 milioni vanno per il ferro. Quelli che vanno per l'acqua, comprensivi anche dei ricavi, 580 milioni, 295 sono costi di personale. Certo. Bene, allora per concludere su questo ragionamento, lei dice appunto che i passeggeri sono diminuiti del 90%, questo è legato solo al fatto che non sono riprese le scuole oppure c'è il fuggi da panico dell'utente normale? No, questo nel periodo del lockdown, Albino. Certo. Oggi siamo a un 20-25% sia sul treno che sulla gomma. Di settimana in settimana i passeggeri stanno aumentando. Quindi siamo a un meno 75, meno 80%, insomma di settimana in settimana aumentano. Siamo a un 20-25 dei passeggeri pre-lockdown. Benissimo. Ecco, riguardo alle competenze della Regione, che poi riguardano prevalentemente il ferro, lei ha calcolato quanti treni dovrebbe aggiungere per rientrare nei parametri stabiliti dalle normative e garantire la stessa utenza che aveva prima del lockdown? È un calcolo impossibile da fare in questo momento? Allora, è un calcolo impossibile. Tieni presente che però noi sulla programmazione dei treni, noi ad oggi abbiamo un 60% dei treni pre-lockdown, ok? Però manteniamo sempre un ampio margine rispetto alla la domanda rispetto ai posti disponibili, che costituiscono il 50% ovviamente dei posti del treno, perché alla fine il metro in treno si attesta sul 50% dei posti. Però non siamo in grado di fare il calcolo in questo momento che dici tu. Speriamo che la riorganizzazione
e possiamo andare in difficoltà con le scuole. Cioè io continuo a dire che le scuole sono fondamentali e per quello è stato costituito il tavolo, perché devono essere gestiti e governati i flussi. Ma mancano pochi mesi a settembre, non è che... Noi abbiamo costituito un tavolo, noi dovremmo ricevere le indicazioni dal Ministero dell'Istruzione. Il Ministero dell'Istruzione non dà indicazioni certe, noi lavoriamo per darci un'organizzazione nostra. Poi speriamo che ce la facciano applicare. Scusi Assessore, è già fissato una data di massima di incontro? Guardate, è partita oggi la lettera con cui chiediamo, ieri ho fatto l'incontro perché settimanalmente incontro gli enti di governo, le aziende di trasporto, abbiamo fatto l'incontro dove gli ho chiesto ovviamente di distribuire territorialmente, insomma che il rappresentante dell'ANCI, il rappresentante dell'UPI, delle aziende di trasporto mi vadano a coprire tutto il Veneto. Oggi è partita la lettera. Ho chiesto agli enti di governo, all'UPI, all'ANCI e alle aziende di trasporto di comunicarmi velocemente i loro rappresentanti. Se entro qualche giorno mi comunicano i loro rappresentanti, credo che la settimana prossima può esserci già la prima convocazione del tavolo che andrà ad interloquire con associazioni di categoria e con il provveditorato regionale. Grazie a voi.